Non direte sul serio? Perché? Sedurre una donna famosa per il rigore della sua morale, per il fervore religioso, per la santità e felicità del suo matrimonio. Che cosa ci può essere di più prestigioso? Il massimo che voi possiate ottenere da lei è quello che lei dà a suo marito. Il piacere, quello vero. Toglietevelo dalla testa. Se mai riuscirete a farle avere un po' di batticuore non sarà per amor vostro, ma per paura. Certe volte mi stupite, sapete, Visconte? Andarmi a perdere dietro un essere così insignificante. Attenta a parlare così della donna Sì? che sta impegnando il mio cuore. Niente mi ha mai appassionato così intensamente da quando voi e io stavamo insieme. Dovrete aspettare almeno fino a quando non l'avrò avuta, perché io vi acconsenta ad offenderla. E non sono affatto d'accordo con la vostra teoria sul piacere. A me non interessa che lei rinunci ai suoi pregiudizi. Io voglio che continui a credere in Dio e nella santità e felicità del suo matrimonio. Ma che con tutto questo lei non riesca a frenare. In altre parole, io voglio la passione. Non quella che conosciamo noi. Quella è fredda, superficiale. Non mi dà quasi più nessuna gioia, no. Io la voglio vedere tradire tutto quello in cui crede di più. E questo dovreste capirlo. Credevo che la vostra parola preferita fosse tradimento. No.